Can I open it now? Ma i patavini quanto conoscono Padova? Andiamo a scoprirlo. Adesso ti farò una domanda e devi dirci se è vera o falsa per vincere questa lattina di birra patavina. Gli Euganei sono un territorio particolarmente vocato per la produzione del luppolo, per la produzione della birra. Falso. In Piazza delle Erbe c'è un'antica iscrizione che stabiliva le misure ufficiali dei bicchieri di vino per evitare le truffe. Non lo so, vero? Ci sono i suggerimenti dal pubblico, li vedo, li vedo. È vero, sì. La vince la signora però la lattina. L'avrei detto vero. Ecco a lei. La fontana di Piazza delle Erbe viene riempita di vino rosso ogni 13 giugno per la festa di Sant'Antonio. No, è falso. Lattina vinta. Padova è la città con più portici d'Italia. Falso? Avete vinto la lattina, ragazzi. Bomba! Lo spritz sotto il salone è un rito storico nato tra i banchi del mercato coperto più antico d'Europa. Vero. Galileo Galilei, mentre insegnava a Padova, produceva il proprio vino e ne scriveva le lodi nelle sue lettere private. Falso. Era vera, ragazzi. Veramente? Era vero. Does Padua have a dedicated beer? I think so, yes. Why do you think so? I don't know, it's just the vibe of Padova. To me, it would make sense if Padova had a beer. One is for you and this one is dedicated to Padua. Oh, what? That's great.